sentivano il fiato sul collo dei carabinieri, i due tunisini di 43 e 36 anni, in Italia senza fissa dimora, che nella tarda serata di ieri si sono costituiti a Sanremo. Sono in carcere in Liguria adesso i due presunti autori dell'omicidio di Marouane Ben Amer, tunisino trentenne, accoltellato a morte e poi derubato il 16 settembre intorno alle 20:30 davanti a questo tranquillo condominio a Busa di Vigonza. Un omicidio brutale ed efferato consumato in una zona residenziale. Fatali per i due tunisini l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le numerose testimonianze raccolte dagli investigatori. Secondo quanto ricostruito, i due tunisini avevano fatto perdere le loro tracce dandosi alla fuga e riuscendo a superare il confine italiano. Le indagini non si erano mai fermate con i carabinieri che avevano effettuato continue verifiche presso abitazioni nelle disponibilità dei due, facendo loro terra bruciata. Ancora da capire quale sia il movente del delitto. I due tunisini si trovano attualmente in carcere a Sanremo a disposizione dell'autorità giudiziaria.